Raggiunto anche il sindaco Mauro Armelao, che ringraziamo, poi ti chiamiamo per un saluto, e Antonio Gottardo è arrivato finalmente dal suo congresso, tra l'altro dopo il congresso è stato rincaricato sul ruolo di responsabile oggi come agroalimentare Lega Coop, quindi gli facciamo un applauso per la sua. E se Antonio viene, ci raggiungi, e anche Mauro. Andiamo avanti? No, vieni subito, dai, sei qua, vieni subito e poi andiamo avanti. Sì, buonasera a tutti, intanto grazie e benvenuti a Chioggia. Scusate il ritardo, ma siamo in emergenza rossa oggi, quindi siamo fuori anche con le squadre della protezione civile. Una cosa, volevo ringraziare innanzitutto la CISL per l'invito, per aver organizzato comunque questo incontro che è molto importante. Il settore della pesca è uno dei settori trainanti della nostra città, che ovviamente dà da lavorare a tante persone, non solo ai pescatori, ai marinai, ma anche al mondo del commercio, insomma del turismo, perché grazie al nostro prodotto ittico chiaramente la nostra città è famosa. Non so se avete già toccato il problema delle conche di navigazione. Vi chiederò un aiuto quando sarà il momento perché le stesse siano gratuite per i nostri pescatori. Ecco, perché siccome leggo ogni tanto sui giornali che vogliono far pagare il transito sulle conche di navigazione, per me le conche di navigazione sono a tutela dei nostri pescatori, a tutela dei pescherecci anche, che sono in mare una volta quando il Mose ovviamente è alzato, e quindi avremo modo di parlarne. Io ovviamente in tutte le sedi mi batterò perché siano gratuite le conche di navigazione, però chiederò un aiuto anche a voi. Non voglio rubarvi altro tempo, i discorsi sulla pesca sono tantissimi. Quello che mi preoccupa di più onestamente è proprio il cambio generazionale che c'è anche a Chioggia. Purtroppo c'è un calo dell'occupazione e effettivamente, come ha detto il signore che non so come si chiama, ha toccato proprio il punto focale. Molti giovani purtroppo non si avvicinano a questo lavoro, ecco, perché probabilmente vedono i padri preoccupati, incerti, mai sicuri di nulla, e quindi il giovane ovviamente lo vede come non un lavoro, diciamo, faticoso sì, ma tranquillo no, ecco. Quindi quando non si hanno certezze è chiaro che il giovane pensa a trovare un altro lavoro, e purtroppo, ahimè, se ne vanno anche dalla nostra città, ecco. Quindi sono temi importantissimi. Vedo anche Don Marino e so che anche il Vescovo ci tiene moltissimo al settore della pesca. Sicuramente abbiamo un ottimo alleato sia sul campo ma anche con la preghiera ogni tanto. Sicuramente il Vescovo ci aiuterà anche per quello, però ripeto, è un settore molto importante e dobbiamo veramente cercare di coinvolgere anche i giovani perché possano continuare a portare in alto e tenere vivo anche tutta quella che è una tradizione per la nostra città. Grazie a tutti, buon lavoro, e ovviamente saluti tutti i rappresentanti della CISL che sono all'interno dell'auditorio. Grazie. Grazie Mauro, grazie. Il tema poi dei giovani lo affronteremo sicuramente, perché fa parte un po' delle tematiche che abbiamo pianificato nel pomeriggio di oggi. C'è qualche intervento su questo primo giro? Gianluigi? Vieni sopra. Luca, sei? Anche io voglio mettere. Ah, ok. Te lo passo qua, te lo passo. Grazie per avermi dato la possibilità di partecipare oggi a questo evento, particolarmente grazie a Pierpaolo e grazie naturalmente a tutta la struttura della FAI nazionale. Allora, io ovviamente faccio mie tutte le perplessità e le parole dette dal nostro segretario nazionale e intendevo però portare anche un'altra problematica che è quella della modalità di applicazione delle regole. Cosa voglio dire?
Posso citare 2 esempi. Io vengo dalla Puglia, un territorio, quello di Lecce, quindi sud Puglia, quasi Africa, dove comunque la pesca ha una rilevanza importante. Faccio 2 esempi giusto per spiegare quello che voglio dire. La Puglia, la regione Puglia, ha emanato una propria legge regionale vietando per esempio la pesca dei ricci di mare per 3 anni. Questo per ripopolare ovviamente, no? I ricci. Ma oibò, hanno dimenticato di pensare anche a chi i ricci li pesca per professione, ai pescatori di ricci. Questi pescatori ormai da oltre un anno ancora non hanno un paracadute sociale dovuto a questa decisione della Regione Puglia, che a dire la verità non è stata ufficialmente supportata da nessuna evidenza scientifica, ma comunque è una scelta, va bene. Ma contemporaneamente pensate anche a chi ha una licenza di pesca per i ricci che può utilizzare soltanto per quel tipo di pesca ed è rimasto a casa senza avere possibilità di retribuzione. Altro piccolo esempio. Io proprio per i fini della realizzazione del film che poi vedremo domani, abbiamo organizzato una battuta di pesca con un peschereccio a 20 miglia a sud di Leuca, praticamente Tacco. Ci hanno portato 20 miglia al largo, c'era un peschereccio che ci attendeva e mentre noi eravamo lì a fare delle riprese interviste ai pescatori eccetera, che poi sono state utilizzate appunto per il film, vedevamo al largo pescherecci che andavano e tornavano. Io ho detto, ma scusami, ma voi come pescate? Dice no, noi qui della marineria di Leuca facciamo 2 giri di pesca completi e poi torniamo in porto. E invece dicendo quelli vengono, non dico da dove perché non è una polemica insomma, ma erano da un'altra regione e pescavano continuamente 6 giorni su 7, giorno e notte. Allora si rischia proprio ai fini della sostenibilità di fare la guerra tra poveri, perché proprio per ovviare alla necessità di rendere sostenibile economicamente la pesca, questi signori venivano da fuori e pescavano in acque che non erano loro, no? Propriamente loro, erano acque internazionali, ci mancherebbe, però secondo me esiste anche un problema di regolamentazione effettiva dello sforzo. Noi per esempio per questa cosa abbiamo pensato in Regione Puglia di fare una proposta della costituzione delle famose oasi blu, cioè delle aree marine di pesca che possono essere sfruttate soltanto dai residenti in certe determinate zone. Questo potrebbe permettere di razionalizzare lo sforzo e rendere un pochino più competitivo anche dal punto di vista economico fare il pescatore. Però io comprendo anche le difficoltà nel farlo, perché appunto poi si rischia di andare a attaccare e a fare la guerra tra i poveri. Molto secondo me impegno in più ce lo devono mettere anche i nostri amici Danilo e Pierpa, perché l'altro problema che volevo sottolineare è che si fanno le norme a livello europeo, ma i mari non sono tutti uguali. Non si può pensare che pescare nell'Oceano Atlantico sia uguale che a pescare nel Mediterraneo. E soprattutto il Mediterraneo non è pertinenza assoluta dell'Italia, perché ci sono altre nazioni che non fanno parte dell'Europa e pescano nello stesso bacino senza nessun tipo di regola. Allora di cosa stiamo parlando? Grazie.